Se pensiamo che il carburante andrà a incidere per circa il 3%, l'1,5% il costo dei pedaggi autostradali e ho sentito parlare anche di un aumento della responsabilità civile auto delle assicurazioni, circa un altro 1-1,5%, se facciamo una somma circa il 6% in un giorno solo, mi sembra che non iniziamo bene l'anno. Il 2026 si è aperto all'insegna dei rincari dalle accise sui diesel con un pieno di gasolio da 50 litri che costerà 2,47 euro in più ai pedaggi autostradali. Aumenti che preoccupano i cittadini, così come i lavoratori, ad iniziare dagli artigiani che temono pesanti ricadute sulle loro attività. Abbiamo un aumento di 4,05 centesimi e quindi ogni pieno di carburante che servirà per gli automezzi dei nostri autotrasportatori andrà a incidere quindi con maggiori costi. E poi questi costi qua andranno comunque ad influire anche sul costo delle merci trasportate. Un effetto a catena che coinvolge i prodotti finali e quindi il costo del paniere per i cittadini. E uno dei primi prezzi, uno dei primi aumenti che vedremo aumentare sicuramente sarà quello delle verdure, ad esempio, della frutta e della verdura. Stesso effetto a causa dei rincari dei pedaggi autostradali, ma se non si può evitare il pieno di carburante, si possono cercare alternative alle autostrade, con un aumento però delle ore di viaggio e quindi un incremento dei costi degli autotrasportatori. Ad esempio i padroncini si devono sacrificare, partire presto la mattina per risparmiare sull'autostrada. Bisogna intervenire a livello nazionale, evidenzia Fabris. Bisognerà sentire con la nostra Confartigianato a livello nazionale di portare a conoscenza, cioè lo conoscono già, però cercare di fare qualcosa per bloccare queste accise.